Anna, ti giuro che ti posso spiegare, non è come credi. Sei un bastardo! No, guarda, è stato solo un attimo di debolezza. Chi è? Cosa? Con chi mi stai tradendo, Claudio? Anna, aspetta, se mi lasci spiegare, io ti giuro. Chi c'è sotto quelle coperte? Ti posso spiegare tutto, io. Una mortadella. Tu mi fai schifo! No. Aspetta, Anna, ti prego, ascoltami, c'avevo fame, non ce la facevo più. Io sono a dieta, esco 2 minuti e ti trovo a letto con una mortadella! Sì, perché da quando tu sei a dieta in questa casa mangiamo soltanto finocchi e cetrioli. Tu mi avevi detto che mi saresti stato vicino! L'ho fatto, Anna. Da un mese pranzo con una mela, una carota, un'arancia che quando vado in bagno piscio ace. Se oggi ti ho trovato così, domani come ti troverò? Come ti troverò? A fare un'orgia con le pappardelle! Ma porca miseria, Anna, un morso di mortadella ci può stare, può succedere. Non a me, non mentre io sono a dieta! E invece sì, può succedere, te l'ha detto anche il dietologo. Una volta a settimana puoi sforare. A giugno abbiamo 2 matrimoni, come cazzo ci arrivo se sforo? Come ci arrivo? Una taglia in più, non succede niente. Mi fai vomitare! Anna, aspetta, Anna, che... Zitto! Sparisci, vattene fuori da questa casa, vattene! Va bene, me ne vado. L'hai voluto tu. E quando un giorno ti finirà questa maledetta dieta e vorrai fare la carbonara, io non sarò al tuo fianco per grattugiarti il pecorino romano. L'hai voluto tu. 1000 panini conditi con niente, l'ultima dieta, mia dolce bambina. Brucia i tuoi grassi con i pezzi di finocchio, l'eroico coraggio di una dieta vil. Perché il stiglione.